vaccino da parte dei 186 sanitari che hanno scelto di non immunizzarsi, rischiano così la sospensione LULS 2, scaduto il tempo a loro disposizione, faremo le dovute valutazioni. A 3 giorni dall'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio, nessun incremento delle prenotazioni ai centri vaccinali e l'ULS amplia per il fine settimana l'orario dei punti tampone. Testimonial per la campagna vaccinale dell'ULS 2 a 13 anni e Vittoria, studentessa di Codogné. La sua scelta ha provocato già gli attacchi dei Novax sul web, chi critica e chi si lamenta se si chiude tutto. Regione Veneto e Guardia di Finanza unite contro i crimini informatici. A Venezia ha firmato un protocollo che rafforza le azioni di sicurezza anche sul fronte delle nuove tecnologie. Al mercato di Treviso la crisi è palpabile, dopo il Covid nulla è più tornato come prima, i consumi scarseggiano, alcuni banchi a fine anno lasceranno. Il Comune di Treviso oggi ha ricordato Andrea Pinarello, ideatore della Gran Fondo, a 10 anni dalla tragica scomparsa, a soli 40 anni. Compie oggi 92 anni lo sceriffo Giancarlo Gentilini, storico sindaco di Treviso, arrivato a questo nuovo traguardo con lo spirito di sempre, idee chiare su vaccini e Green Pass. Buonasera, ben ritrovati. In apertura un'ultimissima ora perché c'è il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative di questo autunno. Si va al voto i giorni 3 e 4 di ottobre. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, dunque comunali e circoscrizionali nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Le elezioni si svolgeranno dunque domenica 3 e lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 17 ottobre, lunedì 18 ottobre. I comuni coinvolti saranno 1162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia. Ed ora andiamo avanti con il nostro notiziario sulle prenotazioni dei vaccini. L'effetto Green Pass ancora non si sente. Per il fine settimana l'ULS amplia gli orari dei punti tampone. Non stanno prenotando neppure i sanitari a cui è arrivata la lettera di sospensione. Nessuna accelerazione nelle prenotazioni dei vaccini, sebbene all'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per una serie di attività manchino solo 3 giorni. Di contro l'ULS 2 amplia da giovedì a sabato gli orari dei punti tampone di Altivole e Conegliano fino alla sera alle 20, come all'ex dogana di Treviso. Molti potrebbero infatti scegliere di sottoporsi al test per andare a cena al ristorante, al cinema, a teatro o in palestra. Ad adesso noi non abbiamo segnali di una maggiore attenzione. Abbiamo ancora tanti posti a disposizione, quindi veramente chi volesse vaccinarsi, veramente ci sono ancora tanti posti disponibili. Ieri abbiamo fatto più di 6.000 vaccinazioni. Sono numeri importanti, però è auspicabile che soprattutto tra i giovani ci fossero ancora più e maggiori adesioni. Quindi veramente un invito a tutti i giovani soprattutto di vaccinarsi. Appello che a quanto pare non stanno accogliendo i 186 sanitari non vaccinati a cui l'ULS ha inviato le lettere di sollecito e che rischiano la sospensione dal lavoro. Noi abbiamo inviato le lettere, abbiamo chiesto un riscontro, gli abbiamo dato un tempo per cui loro ci debbono rispondere, che scadrà a giorni, quindi dopo faremo le nostre valutazioni. Non avete l'impressione di una corsa al vaccino? Non ancora, però insomma siamo fiduciosi che qualcuno magari aderisca nei prossimi giorni, dai. Speriamo. Credo che soprattutto per gli operatori sanitari sarebbe un segnale importante. Stabili i nuovi contagi che si attestano su un centinaio al giorno. Uno ha riguardato anche un bambino di 11 anni, paziente della pediatria di Treviso. È stato riscontrato in pediatria qui a Treviso un bambino che si è ricoverato per altri motivi, insomma per altri accertamenti, ma agli esami che si fanno di screening ormai di routine ad ogni ricovero è stata riscontrata la sua positività. D'altronde questo ci sta con un periodo come questo in cui è aumentata la socialità anche dei bambini. Diciamo che però in pediatria ormai non si vedeva una presenza tale ormai da molto tempo. Ecco. E riguardo ai bambini, l'ULS ha stabilito le date delle 2 giornate di recupero delle vaccinazioni pediatriche sospese a causa della pandemia. Il 24 agosto e il 2 settembre. Per vaccinare il maggior numero di ragazzi saranno utilizzati i centri in uso per la campagna contro il Covid. Gli interessati riceveranno a casa la lettera di invito. Ci sono le regole per far visita agli anziani nelle case di riposo, le ha date il Ministero della Salute, ma da queste strutture si leva l'allarme perché manca personale. Intanto un altro allarme arriva dal sindacato, sentiamo.
Accelerare sulla campagna vaccinale per immunizzare anche quel 13% di anziani veneti che ancora manca. All'appello è quanto chiedono le segreterie generali venete dei sindacati dei pensionati, preoccupate per quei 160.000 over 65 che ancora non hanno ricevuto la prima dose. Si tratta evidentemente di quello zoccolo duro di persone che, nonostante gli appelli, le lettere inviate a domicilio, gli inviti quasi porta a porta dei sindaci, non si sono ancora immunizzati ed ora, con il dilagare della variante Delta, rischiano di più. Che il vaccino funzioni è fuori di dubbio, lo dimostrano i dati delle case di riposo. Nel nostro caso, da gennaio ad oggi abbiamo vaccinato 2.000 persone e non abbiamo più avuto nessun caso di Covid. Io non so chi ha ragione o torto, io porto i dati di realtà. Ecco, il dato di realtà è questo. Cosa succede? Succede che la variante, cosiddetta variante, va a beccare soprattutto i ragazzi che non sono vaccinati e che portano all'interno della famiglia il virus, il quale va a intaccare quelle persone oltre i 65 anni che non hanno ancora la vaccinazione. Ed è di queste ore la circolare del Ministero della Salute sulle visite nelle RSA, circolare che richiama l'attenzione sull'opportunità di assicurare ad un familiare, purché munito di Green Pass, l'accesso alla casa di riposo per la visita al proprio caro, anziano o disabile, tutti i giorni della settimana per una durata possibilmente di 45 minuti, misura che all'ISRA di Treviso, con 700 visite di parenti a settimana, è già in vigore, anche se, sottolinea il direttore, il problema è un altro ed è sempre legato all'ormai drammatica carenza di personale. Il Ministero continua a fare le regole senza rendersi conto di come stanno vivendo le RSA. Non si può tenere aperto per sempre 45 minuti al giorno per tutti a 360 gradi senza il personale, o comunque in periodo estivo dove il personale va in ferie dopo 18 mesi di lavoro in miniera. Ecco, questo mi sembra che il governo sia poco attento a queste cose. Ci dia una mano e faremo così e molto di più. Testimonial per la campagna vaccinale dell'ULSS 2 a 13 anni. Vi presentiamo Vittoria, studentessa del Ferracini di Codognè. Vedendo gli altri ragazzi che pubblicavano le proprie foto e perché hanno fatto il vaccino, volevo far vedere anch'io il perché ho voluto fare il vaccino. 13 anni, sguardo dolcissimo da Cerbiata, così giovane e così consapevole. Vittoria sa di cosa parla perché il Covid lo ha conosciuto. Lei, la mamma, il papà, la sorella, la nonna che in ospedale ha visto morire i suoi compagni di stanza. Testa alta e sorriso in volto, così lancia un messaggio ai suoi coetanei dopo essersi vaccinata. Se avessi fatto anche il vaccino sarei riuscita a dare una mano anche ai dottori che ci aiutano a togliere questo virus. Voglio ritornare a scuola anche perché visto che abbiamo fatto la DAD, anche certi rapporti magari si sono allontanati. Vittoria è una delle giovanissime testimonial della campagna vaccinale dell'ULSS. Lei, come gli altri, è divenuta a suo malgrado in pochi giorni oggetto dell'odio social, ormai fuori da ogni limite, che dilaga sul web ad ogni nuova testimonianza pro vaccino. Quelli che non fanno il vaccino sono i primi a dire che sono stanchi di stare a casa. Martina, la mamma di Vittoria, ha chiuso per quasi un mese la sua attività, una macelleria, a causa del virus preso a Natale. Durante il picco della prima e della seconda ondata portava la spesa a casa dei suoi compaesani ammalati. Alcuni di loro non ce l'hanno fatta. Fiera che la figlia porti con il suo volto la testimonianza anche della loro lotta a fianco di medici ed infermieri. Quello che hanno fatto nel periodo del Covid, perché hanno messo anche a repentaglio la loro vita per curarci, per curare tutti, e proprio per il rispetto loro è giusto cercare di dare un aiuto. E se questa è una chance, è giusto approfittare di questo. Cambiamo argomento. Regione Veneto e Guardia di Finanza insieme contro i crimini informatici. Oggi a Palazzo Balbi è stato siglato un protocollo. Riscatti, qua noi lo diciamo chiaramente, a chi pensasse di fare un'azione di hackeraggio non ne paghiamo, per cui perdono tempo e basta. L'attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio ha generato una profonda impressione. Bloccare i sistemi rubandone i dati in cambio di denaro è per il presidente Zaia un ricatto inaccettabile. Anzi, la Regione Veneto ha sottoscritto a Venezia un protocollo con la Guardia di Finanza proprio per rafforzare la tutela della legalità anche nel campo delle nuove tecnologie. È un sostegno economico per quanto concerne la
la formazione, perché come dicevo prima specializzare dei ragazzi che operino in materia di cyber security è tanto costoso, c'è bisogno di avere strumenti particolari che solo con un protocollo come quello che abbiamo sottoscritto oggi sarà possibile avere in tempi rapidissimi. Il protocollo tra la Regione Veneto e la Guardia di Finanza si inserisce in una serie di strette collaborazioni tra enti ed istituzioni in una fase delicatissima della vita economica. Pensate alle Olimpiadi, c'è qualche miliardata di euro, dietro al PNRR ci sono comunque miliardi di euro, 222 miliardi di euro. È inevitabile che il professionista delinquente che è abituato a infiltrarsi, è abituato a partecipare agli appalti, è abituato a fare i suoi business approfittando del fatto che c'è flusso di denaro, qui il flusso di denaro se ne sta creando, per cui bisogna evitare che l'economia venga drogata da infiltrazioni che poi non c'entrano nulla con l'economia libera e pulita. E ancora una volta, anche grazie ad un uso sapiente della tecnologia, è possibile non solo prevenire ma persino predire le probabilità di un determinato evento. Io sono in grado oggi con questo applicativo di sapere se un soggetto che aveva un'azienda XY, che aveva un codice Ateco di un certo tipo, ad un certo punto mi fa una variazione nel codice Ateco. Guarda caso quel codice Ateco è un codice Ateco che corrisponde a una disponibilità in una delle 6 missioni del PNRR e noi siamo in grado di intercettarli direttamente. E a proposito di economia, la carenza delle materie prime ha delle conseguenze inevitabili sul sistema produttivo. Abbiamo raccolto la preoccupazione del sindacato. È una situazione preoccupante proprio perché il sistema industriale nostro non è preparato ad avere carenza di materia. La notizia delle 13 settimane di cassa integrazione ordinaria all'Electrolux per carenza di schede elettroniche provenienti dalla Cina non è che l'ultima di una serie di stop per carenze di materie prime che interessa grosse realtà produttive della marca. C'è chi ha messo i dipendenti in ferie anticipati in attesa delle consegne, chi chiederà la cassa integrazione o programma delle giornate di stop alla produzione. Alcuni settori sono in maggiore difficoltà. Penso al comparto dell'automotive piuttosto che quello del legno, piuttosto che quello dell'edilizia che sta macinando una serie di commesse importanti. Il mercato globale è cambiato e nella ripresa delle produzioni dopo il Covid è una corsa ad accaparrarsi le materie prime su tutto il pianeta che penalizza soprattutto alcuni sistemi produttivi come il nostro. Siamo andati ad approvvigionarci dove il costo della materia, il costo del semilavorato è più basso e sostanzialmente non avevamo mai fatto i conti con questo fenomeno. Un tema che si affianca ed è collegato ad un altro effetto della nuova situazione a livello globale. L'altro effetto che stiamo misurando che è quello dell'aumento dei costi, che è altrettanto preoccupante. Effetti pesanti del Covid, ma non solo, anche al mercato settimanale di Treviso. La crisi è palpabile, alcuni banchi a fine anno lasceranno. Gente che anche ha paura, dopo una cosa più gente che vi fa, ecco, secondo me. Un quarto di prima. Se prima facevi, non so, 500 euro, adesso ne fai 100, 120, 130, 80, 90. Cioè è finito il mercato. Non tornerà più come prima, perché già prima era una disgrazia, adesso è andato. Ore 13 gli ambulanti iniziano a sbaraccare, raccolgono le ultime cose, abbassano le tende, accendono i motori. Ancora una giornata faticosa al mercato settimanale di Treviso per molti di coloro che questo lavoro lo fanno da una vita. Nulla dopo il Covid, spiegano, è tornato come prima. Diffidenza sì, ma anche concorrenza con prodotti più competitivi. È sempre più dura, signorina, anche perché c'è quelli che vendono la roba usata che devono mettere fuori il cartello merce usata, che non c'è nessun cartello che merci. E le ragazzine non comprano neanche più niente al mercato, vanno tutti sui centri commerciali di qua e di là. No, non è più niente come una volta, però
Noi nell'alimentare non ci possiamo neanche lamentare, ma è tutto diverso, tutto cambiato, la testa delle persone è cambiata. Gli italiani non comprano italiano, perciò le cose possono solo peggiorare. Cosa comprano? Tutta roba di importazione, costa molto poco, però dopo te capisci. Luigi, ambulante storico a Treviso, vende solo maglieria italiana. Siamo rimasti in pochi, racconta. Alcuni colleghi a dicembre lasceranno. Le chiusure le facciamo a fine anno e qualcuno se ne va, sicuro. Mercato che attende dunque una rivoluzione, un cambio anche generazionale della clientela. Trovare delle soluzioni per far sì che a Treviso ritorni il Treviso che era tanti anni fa. La cronaca non ce l'ha fatta. Donato Ammaturo, il 55enne originario di Napoli, ma da anni residente nella Marca, travolto da un furgone la mattina del 15 marzo scorso mentre stava passeggiando in via Capitello a Istrana. Da subito in gravi condizioni l'uomo è morto dopo 4 mesi. Da quel giorno per Ammaturo era iniziato un calvario da cui non è più riuscito a riprendersi. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nel Duomo di Treviso. E la famiglia di Mattia Battistetti, il ragazzo, lo ricorderete, di 23 anni, deceduto lo scorso 29 aprile a causa di un carico di impalcature caduto da una gru in movimento nel cantiere di via Magellano a Montebelluna, appena accaduta la tragedia, aveva espresso il desiderio che il luogo in cui Mattia ha perso la vita, uno spazio di circa 2 metri quadrati, fosse lasciato nello stato in cui si trovava, rispettando e conservando così la sua memoria. Un desiderio comunicato agli avvocati dell'impresa, al direttore dei lavori e al sindaco di Montebelluna. Ad oggi però non è arrivato il minimo riscontro. Comunicandolo ai suoi assistiti, l'avvocato della famiglia Battistetti, Francesco Sernaglia, scrive: è bene che il ricordo di Mattia sia affidato ad altri luoghi e altre persone che più degnamente rappresentino il suo cuore. Il comune di Treviso ha ricordato oggi Andrea Pinarello, ideatore della Gran Fondo, a 10 anni dalla sua tragica scomparsa. Indimenticabile personalità dello sport trevigiano, Andrea Pinarello. Eccolo, ricordato oggi a Cassugana, la presenza di tutta la famiglia. La moglie Gloria, i figli Matilde, Giovanni e Andrea, la sorella Carla, la mamma Ida, dal sindaco e dalla giunta comunale. La bicicletta, il suo lavoro e la sua grande passione, soprattutto l'eredità lasciata ad una città che l'ha amato e sostenuto. E lui era sempre uno di quelli che partiva, non mollava mai, arrivava alla fine comunque e ovunque, anche sotto la grandine, anche con 40 gradi. E questo è stato lo stimolo che l'ha portato poi a creare anche certe Gran Fondo, in primis quella qui a Treviso e poi anche quelle all'estero, quelle che aveva creato a Gran Canaria, piuttosto che a Dubai, piuttosto che a Sharm el Sheikh. Tutte le Gran Fondo che lui si era un po' inventato fanno parte del suo modo di essere, della sua grinta, della sua voglia di non mollare mai, e che io fortunatamente rivedo nei miei bambini. Promotore della Gran Fondo Pinarello, giunta oggi alla sua 24esima edizione, speaker dell'amata gara. Andrea era il collante in famiglia e tra le persone, racconta Gloria, il suo traguardo più grande, aver realizzato un'impresa che sopravvive oltre a lui, la Pina, e la famiglia che oggi l'ha ricordato a 10 anni dalla sua scomparsa. Anche un momento per ricordare invece quello che a me era più caro, cioè un amico, una persona che conoscevo molto bene e che mi ha fatto piacere ricordare. Non dobbiamo solo ricordare ciò che era Andrea e ciò che ha fatto Andrea Pinarello, ma dobbiamo ispirarci a quei valori che lo hanno reso proprio un grande uomo, un grande imprenditore, un grande sportivo. Ed ora pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo da un compleanno speciale, quello di Giancarlo Gentilini, l'ex sceriffo sindaco di Treviso, 92 anni. Tanti auguri a te, tanti auguri Giancarlo, tanti auguri a te. L'immancabile brindisi con gli amici, le foto con i passanti. Per i suoi 92 anni Giancarlo Gentilini si è regalato quello che ama di più, un paio d'ore tra la gente, il suo popolo, come chiama i trevigiani. Qual è il segreto per arrivare a 92 anni così? Vedi, non approfittare mai delle proprie forze, centellinare nella vita, ma bisogna avere
dentro a se stessi una carica vitale che forse è uno dei presupposti della stirpe del Piave. Buon compleanno! Ecco, grazie, vedi, gli estremi si toccano e quindi c'è un momento in cui le diatribe le buttiamo giù nel Sile. Appunto, e adesso invece è un momento di felicità. Al quartier generale dello sceriffo davanti a Cassugana arriva l'assessore Sandro Zampese e pochi minuti dopo anche Mario Conte. Signor Sindaco, auguri! Vabbè, bisogna che te guardi, no? Auguroni al nostro sceriffo, auguroni. L'allegria di un nuovo straordinario traguardo, poi Gentilini si fa serio e dedica un pensiero alle ostesse storiche di Treviso. Mancano due persone care che hanno segnato la storia della città di Treviso, la Beppa e la Ettorina. Ogni anno erano qua, ma quest'anno ci benediranno dal cielo azzurro. Ecco. Vista anche la sua età, Gentilini è stato tra i primi a vaccinarsi contro il Covid e su questo tema non ha esitazioni. Il vaccino deve essere obbligatorio. Quando c'è una legge sono soltanto le forze dell'ordine pubblico che devono presiedere e quindi libertà assoluta di entrare in tutti i locali e chi viene trovato in fallo dalle forze dell'ordine va penalizzato. Allora vedrai che tante cose si calmeranno. Tornano alla ribalta i formaggi del Monte Grappa, vero volano di rinascita per un territorio di grande importanza. Vediamo. 25 anni, un quarto di secolo dedicato ai formaggi del massiccio del Monte Grappa. È andata in scena a Malga Campocroce, nonostante una giornata decisamente piovosa, la rassegna dedicata alle eccellenze casearie delle malghe del Grappa. Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, il morlacco e il bastardo prodotti da chi tiene viva la tradizione dell'alpeggio in questo meraviglioso angolo di Veneto. Il nostro obiettivo è quello di promozionare e valorizzare queste produzioni tipiche del territorio e in questa maniera indirettamente dare la possibilità ai produttori e anche ai consumatori e visitatori di assaggiare delle eccellenze casearie fatte in malga, fatte con latte della malga, fatte con latte di pascoli, quindi che hanno delle caratteristiche specifiche. Per la cronaca, la gara per il morlacco è stata vinta da Malga Mure di Pieve, seguita da Val dei Foglie di Borso e dall'ex equo di Malga Gasparini di Solagna e Colserai di Borso. Per il bastardo del Grappa ha vinto il formaggio della Malga Cason del Sol di Pieve, seguito dalla Malga Costonda Quinto di Borso e da Malga Meda sempre di Borso. Le forme erano state valutate da una giuria di esperti addetti ai lavori che ha avuto l'onere e l'onore di assaggiare il prodotto delle malghe per decretare una classifica. La festa ha dovuto comunque fare i conti con il maltempo, ma questo imprescindibile appuntamento segna il percorso che produttori e malghesi, operatori e politica devono seguire per dare un futuro a queste eccellenze. Il 2021, infatti, con tutte le difficoltà che si porta appresso, può e deve diventare un anno di rinascita anche per le malghe del Grappa, un anno di ripartenza. Per noi è fondamentale che il settore riparta. Il settore sta soffrendo in questo momento, specialmente il settore a valle, sta soffrendo perché le materie prime sono schizzate in alto, abbiamo dei costi molto alti per l'alimentazione del bestiame che non vengono compensati dal ricavo della vendita del latte. Ma a mettere i bastoni fra le ruote della tradizione dell'alpeggio sul massiccio del Grappa non ci sono solo le ricadute economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Dobbiamo anche dire che in Grappa quest'anno ci sono dei problemi e questo lo dobbiamo sottolineare e facciamo appello alle autorità e agli enti pubblici affinché ci sia la possibilità che la viabilità sia sistemata. E il lato est del Grappa con il lato ovest purtroppo è bloccato e quindi le malghe del lato est, che sono 4-5 malghe, stanno soffrendo moltissimo. Siamo alla pagina di Belluno. Nelle ore in cui a Roma si apriva il tavolo per l'aggiornamento della crisi di Ideal Standard dall'esito insoddisfacente per parti sociali e istituzioni, a Belluno davanti alla prefettura sindacati RSU di ACC hanno svolto un presidio ad un anno dall'invio alla Commissione europea della richiesta di finanziamento prevista dalla legge Prodi e tuttora inevasa.
È scandaloso che sia passato un anno senza che la Commissione europea non abbia risposto, se non con richieste di chiarimenti. Siamo mai alla quarta. Il 13 agosto dovrebbero arrivare la risposta alla quarta richiesta di chiarimenti. Una torta per celebrare le ambiguità e in un detto di un'Europa muta alla richiesta del Mise di essere autorizzato a garantire la benzina necessaria al serbatoio di ACC svuotato dall'insolvenza. Era il 3 agosto 2020, un anno esatto di silenzio che per lo stabilimento di Melle grida vendetta. In Piazza Duomo davanti a Palazzo dei Rettori un nuovo presidio di sindacati RSU e un incontro con la viceprefetto vicario Gloria Allegretto, perché se la pazienza ha un limite non ha limiti la capacità di lotta. Chiediamo, come sempre abbiamo fatto, un tavolo ministeriale. Per noi è inaccettabile che il governo continui a convocare tutti i tavoli di crisi e su ACC una convocazione non venga, perché l'incertezza è ancora molto forte e quindi chiediamo ancora oggi con questa manifestazione da un lato a tutte le nostre istituzioni a tutti i livelli di intervenire nei confronti della Commissione europea. Siamo nella terra dei padroni a casa nostra, vorremmo che lo dimostrassimo anche in qualche modo ogni tanto. Al Ministero si rinnova la richiesta di convocare un tavolo su ACC esattamente come sta accadendo per le altre crisi aperte. È necessario che il Mise dica chiaramente cosa vuole fare di questa azienda attualmente gestita dal governo attraverso un proprio commissario. A chi dice che sostiene che ACC è un'azienda decotta e che quindi per ACC non c'è futuro, lei che cosa si sente di rispondere? Mi sento di rispondere che l'azienda decotta, se oggi avesse dei finanziamenti, sarebbe a 3 turni di lavoro, che l'azienda decotta avrebbe fatto il record degli ultimi 5 anni di produzione e che l'azienda decotta nel giro di 3 anni sarebbe inutile e farebbe profitto. 3-4 euro l'ora percepiscono i lavoratori per mantenere in vita una fabbrica che al 30 luglio scorso ha registrato una produzione in crescita del 4% rispetto al 2020, con vendite e fatturato a doppia cifra. Trascurarla e maltrattarla è una vera follia, affermano i sindacati. Tutti i tavoli vengono convocati, tutte le aziende vengono poste sotto l'azione del governo, su ACC c'è un silenzio che ci inquieta perché non vorremmo che la scelta fosse quella di lasciarla morire per asfissia finanziaria. Lieve scossa di terremoto questa mattina con epicentro a Ponte nelle Alpi. Sisma valutato di grado 2.2 della scala Richter si è verificato ad una profondità di 4 km ed è stato avvertito anche a Belluno. Non sono stati registrati danni. E la notte scorsa un violentissimo temporale ha innescato, ve l'abbiamo raccontato, la storica frana del Rio Chiesa a pieve di Livinallongo del Col di Lana che non si muoveva da 3 anni. Non ci sono stati danni grazie al ponte sulla strada del Pallagai e alla briglia selettiva realizzati dai servizi forestali regionali, ma anche al ponte di Retiz costruito dal Genio Civile che permette al materiale residuo di continuare la propria corsa sino alla confluenza con il Cordevole. Il sindaco di Livinallongo, Leandro Grones, a darne notizia. Le opere hanno funzionato, ha detto, alla prevenzione nonostante l'evento sia stato molto significativo sia per apporto di materiale che per virulenza. La briglia ha fermato a monte migliaia di metri cubi di detriti, massi più grossi e tante piante d'alto fusto. Senza quelle opere, ha detto il sindaco, sarebbe stato un disastro. La cronaca con i carabinieri del nucleo investigativo di Belluno che hanno arrestato il principale rifornitore di droga delle piazze della provincia. È un campano di 48 anni. Tradito da un tenore di vita sopra le righe, da un atteggiamento molto sicuro in pubblico, il suo lavoro in fabbrica, famiglia a carico e l'abitazione in un alloggio popolare stridevano con il suo modus vivendi esagerato. 4 auto di lusso, tra cui una Q7 parcheggiate nel cortile, abbigliamento griffato, non sono passati certamente inosservati ai carabinieri del nucleo investigativo di Belluno che all'identificazione dell'uomo sono arrivati dopo le segnalazioni raccolte durante i controlli della Movida post-lockdown, in cui erano incappati alcuni giovani visibilmente alterati da alcol e stupefacenti. È iniziata così la caccia dei militari all'uomo indicato come principale rifornitore di droga nelle piazze bellunesi. 48 anni, di origine campane ma residente nel capoluogo da diversi anni. Una vita frenetica alternata al lavoro principale. Le sue abitudini, i suoi spostamenti sono stati studiati nel dettaglio. Venerdì scorso la decisione di far scattare il blitz anche con l'utilizzo delle unità cinofile. Nell'abitazione dell'operaio e
carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi 2 kg di hashish, 50 grammi di marijuana e 10 di cocaina, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione. Il 48enne è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e portato in carcere. Lunedì il giudice ha convalidato la misura cautelare e ne ha disposto gli arresti domiciliari. Un altro importante colpo inferto al traffico di droga nel Bellunese dai carabinieri del comando provinciale dopo il sequestro di oltre 3 kg di stupefacente eseguito un mese fa. La Regione del Veneto apre il tavolo tecnico con Rete Ferroviaria Italiana e Provincia di Belluno per la realizzazione del treno delle Dolomiti. Oggi la sigla del protocollo d'intesa per il miglioramento dell'accessibilità della provincia attraverso lo studio dei tracciati noti, il prolungamento ferroviario tra Calalzo e Cortina e i possibili collegamenti con Val d'Ansiei, fra Calalzo e Auronzo e Lagordino. Dalle analisi tecniche sviluppate, spiega la vicepresidente De Berti, emerge che la sostenibilità finanziaria dell'infrastruttura comporta che tutto il sistema di mobilità sia incentrato sull'utilizzo del treno e dei mezzi pubblici, riducendo il più possibile l'utilizzo del mezzo privato. Ora la palla passa al territorio. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Arriva un nuovo sistema perturbato. Nel mirino ci sarà il nostro territorio interessato ancora da frequenti temporali. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 4 agosto. Sul Veneto il tempo peggiora fortemente, sarà infatti, come vediamo, una giornata spiccatamente instabile, con molte nubi dappertutto e con piogge diffuse un po' su tutte le province della nostra regione. Attenzione perché non sono esclusi fenomeni anche violenti, con grandine e forti colpi di vento. Generale calo delle temperature, minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo molto variabile, con cielo grigio e con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo temporali anche in questo caso dappertutto e localmente potranno essere anche di moderata intensità, dunque attenzione. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 25-26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza.